Ci siamo? Siamo con Luca Martino al termine di quella che probabilmente è la miglior uscita del Football 8 in questa stagione, anche data la caratura dell'avversario, una partita condotta magistralmente da voi, non vi siete scomposti neanche dopo il gol dell'1-1 che per quanto visto era un po' immeritato per quello che avevate prodotto e poi nel secondo tempo avete dilagato fornendo un'ottima prestazione con del bel gioco, tutti i bei gol, davvero niente da dire questa sera, soltanto tanti complimenti alla vostra squadra. Grazie, grazie. Sì, è stata una partita importante. Loro erano una buona squadra, noi abbiamo giocato tutti insieme per arrivare a questa vittoria che eh, lavoravamo tanto. Ecco, noi s- siamo stati uniti, compatti di tutta la partita e abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Siete partiti con una formazione abbastanza chiusa, forse temendo una Pisana più propositiva. Quando poi avete visto che c'era margine per provarci e soprattutto per impadronirvi del gioco, ci sono stati dei cambi che hanno consentito a voi di gestire meglio la manovra, compreso il tuo che ha davvero cambiato la partita nel secondo tempo e infatti vi siete impadroniti del centrocampo. Diciamo che quello è stato il momento in cui avete fatto vostro il match. Sì, ti ringrazio eh, per l'elogio che mi fai. Sì, noi comunque sia cerchiamo sempre di giocare palla, di uscire palla al piede, non è sempre facile perché comunque sia gli avversari vengono a pressare e tutto quanto. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo giocato bene, come hai detto tu, forse la migliore uscita fino adesso che c'è stata. Alla luce di questa sera, quanto rammarico c'è per alcune prestazioni decisamente sottotono, soprattutto nelle ultime giornate, non tanto l'ultima con l'Italia che è una buona squadra, è un pareggio a Sport City sta bene, quanto altre prestazioni a cavallo di queste prime giornate che lasciano tanto amaro in bocca per quello visto poi stasera. È vero, però eravamo una squadra nuova, non ci conoscevamo tutti, piano piano stiamo migliorando e oggi c'è stata la dimostrazione e speriamo che saranno tutte così le prossime partite. Ok, grazie e buon lavoro. Grazie.